Terza corsa, una categoria EF con 9 al via sulla distanza del miglio, 1 Zambrotta Jet, 2 Zodiaco Matto, 3 Oscar Benal, 4 Viperina Spin, 5 Tiberix, 6 Takabanda Fi, in seconda linea 7 Ulassai, 8 Arrow WF, 9 Tajari. I favori in chiusura per Tajari e Zodiaco Matto molto vicini comunque. Macchina che accelera, lascia andare i concorrenti, veloce dall'esterno è Tiberix che cerca di sfilare, ma all'interno è veloce anche Viperina Spin che in poche battute passa a condurre. Insiste Tiberix all'esterno, alla corda c'è Zodiaco Matto e Tiberix costretto all'esterno dopo i primi 200 metri in 14,7, la squalifica intanto per Arrow WF. E così i primi 400 metri che vedono Viperina Spin leader, all'esterno rimane Tiberix, mentre lungo la corda Zodiaco Matto è tallonato ora da Oscar Benal, mentre in terza ruota risale Tajari. Tajari perviene su Viperina Spin dopo i primi 600 metri di gara in 46,7, ora davanti alle tribune. Sopravanza Tiberix e si porta direttamente a contatto della femmina. A largo anche il numero 6 Takabanda Fi, mentre è partito molto piano Zambrotta Jet che è seguita da Ulassai. Cavalli che hanno completato i primi 800 in 1,7, scusate, 1 minuto e 7 decimi, chilometro in 1,17, con Tajari che cerca di andare su Viperina Spin, a contatto Zodiaco Matto. Cavalli a 450 dalla conclusione, con Viperina Spin che controlla l'attacco di Tajari che però insiste, poi Zodiaco Matto, anche Takabanda Fi avanza all'esterno progredendo dalla terza pariglia. Intanto allungano i primi due. Cavalli al completamento della curva finale, Viperina Spin si presenta in vantaggio, Tajari insiste all'esterno, Viperina Spin in vantaggio, Tajari che ci riprova, Viperina lungo la corda, Viperina cerca di difendersi da Tajari, ultime battute sul palo, i due molto vicini, Viperina e Tajari. Da rivedere sicuramente questo arrivo molto molto serrato, che vede alla corda Viperina Spin, all'esterno Tajari che guadagna terreno. Andiamo a rivedere nuovamente un arrivo molto molto serrato con Tajari che negli ultimi metri riesce probabilmente a mettere qualcosa davanti, anzi sicuramente rivedendo le immagini riesce a far sua la vittoria. Filippo Monti in sediolo a Tajari, piega di giustezza Viperina Spin, mentre per il terzo Takabanda Fi ha ragione di Zodiaco Matto. Successo quindi per Tajari, il training è quello di Enrico Fiaschi, la guida di Filippo Monti.